Lavoro e occupazione, i dati parlano chiaro. Il periodo del lockdown ha fatto segnare in termini di produzione industriale e vendite i crolli peggiori rispetto addirittura alla crisi del 2009. A fronte del 77% delle aziende che ha dichiarato cali di produzione, solo il 10,5% ha evidenziato aumenti produttivi. In calo netto, meno 24% anche le vendite sul mercato interno. Nel 2009 erano state del 17,6%. Male anche l'export verso i mercati extra Unione Europea, dove la flessione negativa è del 22%. È una situazione in via di peggioramento. Noi abbiamo intensificato ai noi le crisi aziendali con la nostra unità di crisi, noi ne stiamo vedendo 2 al giorno e quindi luglio e agosto stanno diventando per noi mesi molto caldi. Un periodo unico, quello del lockdown, ma che ha un impatto profondo che si riverbera anche sugli ordini in tempo di ripresa. Il periodo di lavoro assicurato supera i 3 mesi solo nel 15% dei casi. A questo si aggiunge anche un ritardo negli incassi, in calo anche l'occupazione, anche se di poco rispetto al crollo produttivo. Alcuni settori sono particolarmente fragili e colpiti, pensiamo a tutto il mondo dell'automotive, ma vuol dire nella provincia di Vicenza la meccanica di precisione, vuol dire larga parte della concia, tutto ciò che serve alla lavorazione dell'arredo, dell'arredo dell'auto, dell'arredamento, ma anche tutto ciò che è abbigliamento. E poi c'è un segmento che è quello del turismo che quando si quantificherà alla fine di quest'estate credo che ci dovrà far riflettere su quanti disoccupati avremo.